torta di frolla alle mele a nurche. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una torta di mele, o meglio una crostata. Io la chiamo una finta torta o una finta crostata perché ha tutti gli ingredienti che possono far ricordare una torta, però diventerà una frolla molto delicata che darà un gusto molto particolare. È una di quelle frolle con il lievito. Dolce con le mele a nurca in questo caso, la mela della Campania, una delle mele più buone che abbiamo in Italia insieme a quelle del Trentino, insomma, però la mela a nurca ha il suo perché, è acidula al punto giusto, è molto croccante, insomma è una mela che io amo molto e che mangio anche normalmente, per esempio il pomeriggio io mangio molta frutta e la mela è una di quelle frutte che amo particolarmente. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Ci serviranno queste splendide mele a nurche che sono origine protetta della Campania e sono 500 grammi. Poi abbiamo per le mele 20 grammi di zucchero, una noce di burro, il succo di mezzo limone e poi un quarto di bacca di vaniglia ai semini. Se no, altrimenti, se abbiamo il nostro zucchero che abbiamo diciamo aromatizzato con la bacca vuota della vaniglia, possiamo usare anche quello. Se abbiamo solo la bacca esterna possiamo usare un pezzetto di quello, va benissimo, se no altrimenti la vanillina. Invece per la nostra il nostro impasto che è frolla non frolla, che è torta e non torta, usiamo 100 grammi di farina 00, 50 grammi di fecola di patate, 40 grammi di zucchero semolato, un uovo, un cucchiaino di lievito per dolci. Se lo avete vanigliato è meglio, se no altrimenti aggiungete una diciamo bustina di vaniglia, o se avete, come sempre dico, una bacca di vaniglia, mettetene dei semini e va bene lo stesso. E poi ci serviranno 50 grammi di margarina, una buona margarina vegetale. Se volete fare la ricetta originale, la ricetta originale porta 50 grammi di strutto. 50 grammi sono davvero tanti, quindi io ne metterei 40, quindi 50 se margarina e 40 di strutto. Questa è la ricetta originale, io ve la dico così com'è. Ci servirà anche dello zucchero di canna per spolverizzare la nostra torta. Ho tagliato le mele a nurche, vedete, a pezzetti medi e abbastanza sottili. Ne lasciate due però per guarnire, che taglieremo al momento. Qui ho messo già lo zucchero e il succo del limone in modo che non arricchiscono, e adesso mettiamo in una padella, mettiamo sul fuoco e le facciamo appastire un poco la nostra mele sul fuoco. Ho messo, come vedete, i semini della vaniglia e adesso ci mettiamo la nostra noce di burro e facciamo sciogliere il nostro burro e insaporire le nostre mele. Fiamma non troppo bassa, le facciamo un po' caramellare e poi le dobbiamo far raffreddare. Ora che il burro si è sciolto e si è asciugato tutto il liquido, chiudiamo e facciamo raffreddare. Incominciamo ad impastare la nostra frolla non frolla. Io metto un uovo intero, ci metto il nostro zucchero e incomincio a girare. Adesso ci aggiungiamo anche la nostra margarina. La lavoriamo un poco, la facciamo sciogliere del tutto e poi aggiungeremo le nostre farine. Io ho messo tutte e due le farine nel mio setaccino e adesso con pazienza
me la setaccio. È ovvio che come io ho messo già il limone, rimarrà la buccetta del limone, voi la rimettete dentro ovviamente. La potete mettere anche dopo che avete unito le farine tranquillamente. Adesso mettiamo anche il nostro mezzo cucchiaino di lievito e, aiutandoci con un poco di farina di supporto, versiamo la nostra frolla sul piano di lavoro. È ovvio che questa o con lo strutto o con la margarina è molto morbida. Ecco qui, adesso ce la lavoriamo un poco. Scusate, sto mettendo a posto le ciotole. Vedete com'è morbida? E poi la facciamo riposare un po' in frigo. Non indurirà molto perché la margarina è quella morbida, quindi, però comunque sarà facile da lavorare. Io userò questa teglia che non è apribile. Se voi l'avete apribile, il fondo lo foderate di carta forno e poi questo ve lo imburrate e infarinate. Già che io questo lo devo ricoprire, in ogni caso io ci metterò un po' di burro sotto e ai lati, anche perché così la mia carta forno aderisce meglio e, cosa più importante, il nostro dolce si cuocerà anche sotto, perché il burro gli darà la capacità di riscaldarsi di più. Ora io prendo la mia carta forno, vedete questo è un quadrato, l'avrete fatto 100.000 volte, piego in due ancora e poi comincio a fare in questo modo. Mi prendo la misura dal centro della nostra teglia, lascio un poco fuori e taglio. Ecco qui. E adesso me la metto dentro. Ho preso la frolla dal frigo, adesso ne levo un pezzo, diciamo che deve rimanere il pezzo più grande per la base. Ci mettiamo sotto la nostra farina. Io ho questo mini mattarello e me la incomincio a allargare per farla diventare tonda. È morbida, quindi non deve essere troppo fina, altrimenti si rompe. Noi ce la allarghiamo così e poi, prima che si rompa del tutto, prendiamo il nostro tegame e ce la mettiamo dentro. Fate il bordo alto perché quello ci servirà. Ora che abbiamo sistemato la nostra frolla, io ci metto dentro le mele che abbiamo cucinato, ce li allargo bene e adesso dobbiamo sistemarci invece le mele che dobbiamo tagliare. Quindi adesso ci tagliamo le mele a fettine. Una mela levandoci anche la buccia e quindi poi l'ho fatta a spicchi, un'altra l'ho lasciata intera, chiaramente l'ho lavata, e facciamo gli spicchi con tutto il rosso della buccia che è molto carino. Vedete, io la faccio abbastanza sottile, non la fate troppo doppia. Queste qua ce le mettiamo da parte perché poi dovremo alternare. E ci tagliamo tutti i nostri spicchi di questa rossa in questo modo, mettiamoli da parte come vi ho già detto. Ora incominciamo a ricoprire la nostra torta.
io farò delle strisce classiche, proprio classiche, però poi vi faccio vedere. Ecco qui, abbastanza larghe, e ce le posiziono, però le posiziono un po' a onda, in questo modo. Adesso vi faccio vedere anche dall'alto, così vi rendete conto. Ecco qui, vedete, io ho già incominciato a guarnirla. Vedete le onde che ho fatto con la pasta frolla, diciamo la nostra special pasta frolla, e chiaramente l'ho fatta anche in senso inverso, e nelle onde, negli spazi vuoti, ci sto mettendo una fettina di mela con la buccia e dietro una fettina di mela senza buccia. Continuiamo così fino a quando non abbiamo riempito tutti i nostri. Fatta la nostra guarnizione, adesso incominciamo a ripiegare i nostri bordini in questo modo. Aiutandoci con le dita ripieghiamo a mo' di bordino proprio. E adesso con il resto delle mele facciamo il nostro bordo, una bianca, una rossa, e continuiamo così. Chiaramente facciamoci un calcolo più o meno delle mele che abbiamo, in modo che poi possiamo anche allargare casomai. Infiliamolo fra il bordo e il nostro interno. Ora che la nostra torta è pronta, io ho messo anche lo zucchero di canna spolverizzato così sopra, in forno preriscaldato, ventilato, 180 gradi, 15 minuti solo sotto, e poi altri 10-15 minuti sopra e sotto. Controllate, perché lo zucchero di canna tende a brunire facilmente, quindi controllatela. Diciamo dai 25 ai 30 minuti come cottura totale. È una torta piccola, quindi non ci vorrà moltissimo tempo. Ecco la nostra torta di mele pronta per essere servita. Buon dessert a tutti!